credo che non ci sia bisogno, parlare del coro, quello che 41 anni qui in questo santuario ci conoscete un po' tutti. Però vorrei dire due parole sul nostro nuovo direttore. Qualche mese fa, forse un anno fa, eravamo un po' amareggiati, delusi. Il nostro maestro Lorenzo aveva deciso un po' di dire: boh, ragazzi, avete già raggiunto una buona preparazione, potete farcela da soli. E un po' noi eravamo un po' giù di morale, però lui ha saputo prendere in mano il coro in maniera, direi, eccellente, e lo sta dimostrando più questa sera. Dunque io credo che un ringraziamento pubblico e un vostro applauso credo che se lo meriti. Andiamo subito col nostro primo brano. A volte noi ci affezioniamo alle cose, alle abitudini, al posto di lavoro, alla casa, alla musica, al nostro territorio. È proprio il caso di questo brano, Belle rose di printemps, che vuol dire bella rosa di primavera, che parla di una pastorella che pascolava il suo gregge in una collina bella, verde e fiorita, e passò di là un cavaliere che gli chiede cosa stava facendo, e lei rispose: sto pascolando, sto accudendo le mie pecore. E gli dice: ma quanto guadagni a fare questo lavoro? Lei inchinò il capo e non risponde, evidentemente la paga non era tanto alta da gridarlo ai 420. E il cavaliere allora dice: vieni con me al mio paese, che ti posso dare molto di più, ti posso pagare molto di più di quello che prendi qui. Lei si guardò un po' attorno, pensò un attimo e poi gli disse: io non lascerò mai la mia terra, le mie pecore, le mie belle montagne, nemmeno per tutto l'oro del mondo. Belle rose di printemps.
Se passate dalle parti di Lecco potete vedere bene le Prealpi lombarde, e nelle Prealpi lombarde ci sono le montagne della Grigna e della Grignetta. Su queste due montagne c'è una leggenda che narra della storia di una guerriera che fece uccidere il suo amante, che la veniva a trovare, dalla sua sentinella. Per questo orribile peccato il Dio la punì e la trasformò in una ripida e rocciosa montagna. E anche la sentinella, complice di aver fatto questo delitto, fu trasformata in una montagna più piccola, che è la Grignetta. Nonostante che questa leggenda sia un po' abbia stregato queste montagne, la gente del luogo continua a percorrere i suoi sentieri, e i più agili a scalarla, non prima però di aversi fatto il segno della croce, ad udire il suono di una campana che a pregare da lontano chiama. Una delle piante di un tempo molto, diciamo così, che si trovava un po' dappertutto nei nostri campi, nei nostri cortili, anche nei luoghi di incontro, diciamo, delle strade, delle contrade, era il gesso. E proprio su questo gesso raccontiamo una storia, che questi giovani alla sera era un punto dove potevano trovarsi e raccontarsi le loro fiabe, raccontarsi le loro storie. Pensate che lì nascevano anche delle storie d'amore, perché questi giovani che si guardavano negli occhi, odoravano il profumo delle viole
era una bella cosa. E allora chissà quante storie d'amore ha ascoltato il nostro Adesso. Almeno una per ogni anello infilato nei suoi rami, come nelle dita delle nostre mani, e con la sua chioma rivolta verso il sole formano un nuovo ricamo per ogni stagione. Piave di Marco Maier. Tra il 1329 e il 1351, nelle antiche rovine di un castello di Conti d'Ardegnano, gli Scalitidi costruirono una rocca e un borgo medievale, che ancora oggi possiamo ammirare e vedere alcune torri e un po' del muro di cinta che è rimasto. E naturalmente con le due sue porte di accesso, che erano Porta Calavera e Porta Cisalpina. E proprio su questa Porta Cisalpina che si narra, questa Gabriele Manzi diciamo così, ha scritto questa canzone, questa leggenda, che narra di un frate
è arrivato dall'Oriente, da lontano Oriente, e passando proprio per Porta Cisalpina. E la gente che lo vedeva arrivare, incuriosita, perché in quel periodo religiosi ce n'erano pochissimi, e gridava, e diciamo, si passava la voce da una parte all'altra della strada, e diceva: guarda che passa un frate, guarda che passa un frate. E questo frate passò proprio per Porta Cisalpina, portando con sé la Sacra Spina, una delle spine della corona di Gesù. Il coro Luca Lucchesi vuole dedicare questo brano a quei frati che sono stati vicini al coro, che sicuramente da lassù ci ascoltano, in particolare al nostro maestro fondatore, Padre Tonello, e a Fra Luca. Molti di noi si pongono degli obiettivi nel corso della sua vita, almeno fino a qualche periodo fa, perché oggi la mossa della stabilità finanziaria un po' ci lega un po' tutti. Però c'era questa ambizione di farsi la casa propria, di abitare in un luogo proprio. E quanti sacrifici allora per poterla costruire, quanti anni di duro lavoro. Però piano piano ecco che la casa prende forma, il sole entra dalle sue finestre, illumina le stanze. E la gente che passa vede la casa bella, finita, bella casa, e tutti dicono, vanno a congratularsi con il proprietario, bella, proprio bella. E così passano dei buoni periodi, godendosi del lavoro fatto. Però poi il crudele destino entra in quella casa. E lui è rimasto solo. E gridando dice: tanta gente viene a trovarmi, non entra più solo, e sono rimasto solo. La casa di Bepi De Marzio, con la voce solista di Tofolò Lionel. No!
l'inno a San Marco. Una canzone che non abbiamo un'identità di quando sia stata scritta, nemmeno di chi sia l'autore, anche se quella che noi questa sera vi proponiamo è una scrittura, un'elaborazione del nostro maestro Renzo Dopoli, scusate. E c'è qualcuno che dice che questa canzone è stata scritta quando fu inaugurato il campanile di San Marco, dopo la caduta del 1902 da un terremoto che lo distrusse, e poi nel 1912 fu ricostruito. Ma c'è anche chi dice che invece è ancora più molto lontano, quando la Repubblica nel 1797, diciamo la Repubblica di Venezia, è caduta con i suoi dogi. Sta di fatto che però, nonostante non conoscendo questa identità di questa canzone, per i veneziani è un vero inno, e basti ascoltare le parole dove si dicono, si tace tra i canali e si ascolti la voce del Gloria, si adori San Marco e il Vessillo che porta il suo leone con le sue glorie. Con questo brano il coro Luca Lucchesi vi saluta, vi ringrazia per la vostra attento ascolto, per i vostri applausi, e naturalmente poi noi lasceremo il posto al coro La Sisena. Grazie. Tanti